Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto da Teleeuropa Network per parlare di quello che è successo ieri in Serie B, della sconfitta del Cosenza di sabato scorso a Cittadella per 2-0 e poi parleremo naturalmente, oltre che della terza giornata di campionato che terminerà poi col posticipo tra Livorno e Crotone, parleremo anche di quello che è successo in Serie C dopo vari diciamo, slittamenti. Finalmente qualche partita si è giocata, hanno giocato le squadre calabresi tranne la Regina che giocherà invece nel posticipo di Trapani martedì sera, ha pareggiato la Vibonese, ha vinto il Rende che avrà la copertina della giornata per 4-1 in quelle di Pagani e poi naturalmente c'è stato il pareggio dicevo, della Vibonese con De Carolis sui titoli di coda a Bisceglie, vittoria del Catanzaro di Auteri per 1-0 su calcio di rigore. Io vado subito comunque a presentarvi gli ospiti della giornata, grazie ancora ad Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport. Buonasera a voi. Abbiamo tanta roba oggi, veramente c'è tanto da dire perché parleremo anche di quello che è successo, partiremo dal giudice sportivo, dalle motivazioni e quant'altro. Grazie al presidente Rende Fabio Coscarella, grazie Fabio per aver accettato l'invito che replay essere con noi e grazie a Gianluca Gagliardi, già allenatore del Cosenza Calcio e del Triestina, ci farà il punto tecnico sulle varie situazioni appunto che si sono verificate sui campi di calcio e io direi di andare a vedere immediatamente quello che è successo in Serie B, se partiamo subito con i risultati, poi con l'ausilio di Gianluca Pasqua, di Anna Franchino e dei colleghi della redazione sportiva vedremo quello appunto che è successo in cadetteria. E allora, se andiamo, eccoli qua, sono subito arrivati i risultati della terza giornata, Ascoli batte Lecce 1-0, poi Brescia-Pescara 1-1, Cittadella batte Cosenza 2-0, a Foggia si è giocata ieri sera questa partita, il Foggia era in vantaggio per 1-0 e poi il Palermo è riuscito in rimonta a sconfiggere la squadra di Grassadonia per 2-1, Verona-Carpi 4-1 e stamattina tutti i giornali parlavano di un pazzo, è tornato il pazzo e mi riferisco a Pazzini che era regalato il pallone al figliolo che aspettava una tripletta da un po' di anni. Poi abbiamo detto del posticipo tra Livorno e Crotone di questa sera, poi in 3-0 tra Salernitana e Padova di Bisoli e nell'anticipo di venerdì il Benevento, un'altra gran bella squadra, ha battuto il Venezia per 3-2. Andiamo a vedere subito la classifica generale, Luca Chito lo ringraziamo che è in regia con noi e poi abbiamo anche Massimo Fino a dirigere la Camera. Cittadella con 9 punti a punteggio pieno che ha sconfitto per 2-0 dicevo il Cosenza, poi a 5 punti abbiamo Salernitana, Cremonese, Palermo e Pescara, con 4 Hellas Verona, Perugia, Benevento, Ascoli, Padova, a 3 punti il Crotone con una partita in meno insieme a Venezia e a Spezia, poi abbiamo a 2 punti Brescia e Lecce, con 1 punto il Cosenza. Poi a 0 punti Livorno e Carpi, chiude il Foggia a -5, è rimasto a -5 in virtù della sconfitta di ieri, caro Alessandro, per 2-1 in casa, come dicevamo, sul Palermo. Allora, partiamo un po', facciamo un po', come dire, un bilancio di questa terza giornata di campionato, poi parleremo anche del provvedimento del giudice sportivo, vorrei sentire anche poi il presidente Coscarella sulla B e ci inoltreremo sulla Serie C. A te Alessandro la linea. Sì, la Serie B non difetta, non concede grandissimi alibi, i valori delle squadre ben presto emergono perché le squadre più forti, quelle più rodate anche dal punto di vista dell'organico, quando si trovano a dover alzare la voce la sanno fare benissimo, mi riferisco all'Hellas Verona, al Benevento, ma mi riferisco anche al Cittadella che è una squadra collaudata che non ha fatto cose strepitose contro il Cosenza ma ha dimostrato di essere una squadra solida e con una sua ragion d'essere. In mezzo ci sono tanti eventi intermedi di varia natura con il campionato che va assestandosi per così dire, visto l'aria che tira
nei tribunali italiani. Cosa dire? Questa Cremonese in casa sa farsi valere, il Palermo dà segnali di grande presenza, il Foggia sorprende, si trova ancora sotto, e poi c'è questa outsider salernitana che, la ricordiamo, è sempre nascosta tra le file del campionato, ma è una squadra che ha una proprietà tra le più importanti in Italia e che ha un allenatore molto molto forte e può diventare una mina vagante. Poi c'è la zona bassa, dove ci sarà da lottare in maniera sperrima per trovare una salvezza. Il Cosenza ha denotato in queste prime due esibizioni di dover tirare fuori una grande impresa per cercare la salvezza. Non fosse altro che nelle due partite che ha giocato, una gli è stata negata di farlo, ha dimostrato una certa fragilità, soprattutto fisica, in mezzo al campo, a mio avviso, e un atteggiamento che è quello giusto, quello che vuole il tecnico Braia, attendista, che forse però in B, almeno in questi primi due episodi, paga un po' di meno, perché in B, siccome è di fronte a degli avversari un po' più forti, di riffa o di raffa, o fai un errore o un gol te lo fanno. E poi c'è da vedere, perché il campionato sta entrando nel dunque. Giudice sportivo, Giudice sportivo, sì, io non vorrei leggere tutti i passaggi perché in redazione ce li hanno segnati, io li faccio vedere praticamente, mi metto, ce n'è uno che è veramente di fronte alla straordinario. telecamera, eccola qua, e ci sono dei passaggi veramente salienti, importanti, pregnanti, però insomma è stato dato il 3-0. Franco, prima di dare l'amaro ai Verona. nostri tifosi, diamo il dolce con gli auguri di buon compleanno a Franco Segreto. Questo Grazie, lo grazie. posso fare oggi. Come no, grazie. Quindi Grazie, in diretta li possiamo fare, anche perché Alessandro a bomba non si può mai smentire. Un giornalista di livello come te merita un augurio pubblico così. Grazie per gli auguri, grazie per gli Detto auguri. questo, l'amaro qual è? C'è un passaggio del giudice sportivo che a me Ho visto che ce l'hai sull'iPhone, mi ha lasciato un po' perplesso, che è quella parte relativa ad una corrispondenza del 13 agosto. Non è di amorosi sensi, no, la corrispondenza? No, dove praticamente, eccolo qui, il 13 agosto c'è un verbale redatto dove il Cosenza partecipa e firma, e dove si scrive che il campo dovrebbe essere pronto intorno al 3-4 settembre. Ma la partita in che data era? Primo settembre. No, il 30, salvo causa... il 30 però sembra che ci sia qualcosa da parte del Comune che diceva che i lavori sarebbero terminati per... Detto questo, è un evento un po', come si può dire, sui generis che ci sia un'affermazione di questo genere, che lascia un po' stupefatti. Il risultato è che se dovessimo andare a fare gli avvocati del giudice sportivo, ci risulterebbe facilissimo dire che siamo sotto shock dal punto di vista del Cosenza, perché, Dio mio, mi domando e dico come il Cosenza poteva giocare questa partita in casa, tra le zolle, tra i problemi, tra le relazioni incrociate, e con un finale che è quello che scrive l'arbitro, che mi sembra indicativo. L'arbitro ha scritto chiaramente che il campo non era agibile. Benissimo. Il finale è stato un 3-0 a tavolino, con una piccola multa per il Cosenza. Non c'è stata la penalità, ma è rimasta questa sensazione immanente di un dolore cosmico da parte dei tifosi del Cosenza per essere stati scippati della festa madre, quella del ritorno in Serie B. Eccolo là, partono subito le immagini. Questo è Tutino, mi pare, che va a controllare il terreno di gioco. Volevo sentire il presidente del Rende, Fabio Coscarella, dall'esterno, ma non tanto dall'esterno, perché insomma so che poi viene da una famiglia che, come dire, ha rappresentato i colori rosso-blu ad un certo livello nella dirigenza del Cosenza negli anni che furono. Che impressioni ha tratto di tutta questa situazione? Io non voglio entrare nella vicenda perché non sarebbe carino. No, volevo dire dispiace, non dispiace quello che ha detto, essere scippati tra virgolette per un 3-0 a tavolino. Dispiace tanto perché purtroppo finiamo su tutte le pagine nazionali ed è una cosa che non fa bene, visto i sacrifici che facciamo. Quello che posso dire, mi sento di dire, che il campionato di Serie B è un altro tipo di campionato, ha necessità di organizzazione, di essere strutturati e di poter programmare una governance un po' diversa. Io penso che il presidente Guarascio debba di questo fatto farne tesoro
farsi affiancare, perché è necessario che ci siano delle persone che possano, perché adesso la colpa non si dà a nessuno. Adesso si sta ripartendo, chi più, chi meno. Però abbiamo un sacco di mail, telefonate. Però chi vive di calcio, chi vive la città, purtroppo ha individuato i responsabili, ma la cosa che mi preme dire al collega e all'amico Eugenio Guarascio, che è necessario che la Serie B si faccia in modo diverso, perché così non è consono per la città di Cosenza. Benissimo, se mi date la telecamera, perché è arrivata adesso una notizia che io vorrei dare. Abbiamo sentito questa mattina l'assessore allo sport del Comune di Cosenza, il dottore Carmine Vizia, con il quale abbiamo scambiato qualche battuta. Domani ci sarà la commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli, però alla quale non tocca naturalmente parlare del terreno di gioco, mentre tra domani e dopodomani ci sarà a Cosenza nuovamente l'agronomo della Federazione Italiana Gioco Calcio, ossia il dottor Castelli. Quindi diciamo che bisogna aspettare, prima che la società praticamente si muova per la prevendita eccetera eccetera, l'ok definitivo, che tutti quanti ci speriamo possa appunto esserci, del dottor Castelli per quanto riguarda la prossima partita in casa del Cosenza, che si giocherà, come tutti sapranno, sabato prossimo contro il Livorno di Lucarelli alle ore 18. Detto questo, Alessandro, abbiamo avuto anche una notizia poc'anzi che la società si sta muovendo per far sì che i biglietti che erano stati staccati, diciamo, per la partita Cosenza-Hellas Verona possano valere anche per la gara tra Cosenza e Livorno. Ecco, si sta muovendo la società in questo senso e naturalmente mi sembra giusto dare, come dire, alla società dire grazie se le cose dovessero andare in questo modo, no? Gianluca Gagliardi. Sì, io partirei proprio dalla fine, faccio mio un articolo di un collega della carta stampata che tu conosci benissimo, vale a dire Franco Rosito, sì, laddove... Che salutiamo l'amico Franco Rosito di Gazzetta del Sud. Laddove mi è piaciuto proprio il passaggio dove dice ora la società dovrà non solo risarcire per quello che è stato l'esborso, che non è tanto l'esborso economico, ma il lungo periodo che si è passato fuori dal campo, famiglie intere, e quindi a questo magari aggiungere qualche bonus per la partita con Ecco qua, vediamo le immagini. Questo deve servire per mettere un punto a quello che è stato, perché ormai non ritorna più, e ripartire possibilmente con lo stesso entusiasmo, riportare quella stessa gente che è stata 3 ore fuori dal campo domenica quando sarà con il Livorno in casa, perché quella è il Cosenza Calcio. Quello merita rispetto, tutto il resto sono chiacchiere di tribunale, di bar, di non calcio che non hanno fatto bene e non devono essere ancora ripetute, perché secondo me si sta facendo anche questo errore. Si deve chiudere questa pagina che è brutta e si deve pensare al calcio giocato, perché poi noi siamo anche deboli nel farci condizionare, nel continuare a piangere, nel pensare se. È una partita che si poteva anche perdere sul campo, quindi dal punto di vista della classifica è l'ultima cosa che bisogna guardare. Pertanto ripartire, ma ripartire il più veloce possibile con un'organizzazione, come diceva il Presidente Coscarella, all'altezza della Serie B. All'altezza della Serie B, e c'è da dire che il Cosenza ha dato in mano all'avvocato Chiacchio e tutto il suo staff, l'avvocato Cozzone, la dottoressa Annalisa Rosetti, diciamo l'incartamento per preparare immediatamente il ricorso presso la Corte Sportiva d'Appello. Alessandro, allora che facciamo? Vogliamo andare a vedere gli highlights, Presidente, di quello che è successo a Cittadella, e poi parliamo un po' di questa partita, di questi 2 rigori realizzati dal signor Iori. E quale signor Iori, Alessandro? Poi tu sai che io vado un po' a spigolare, eccetera. Ha avuto un battibecco con la panchina del signor Braglia, dell'allenatore del Cose. Poi andando a vedere e a controllare, mi sembra che Braglia lo abbia avuto nel Pisa, mi deve dare conferma Braglia, poi domani, quando saremo allo stadio, per vedere se c'è stato magari qualche malumore, tra virgolette, magari quando i due, uno era allenatore o magari da avversari. Andiamo a vedere il servizio che ci ha preparato Gianluca Pasqua e poi entreremo nuovamente in studio. Cittadella Cosenza 2-0. Grazie. 3 partite e 3 rimpianti per il Cosenza, che dopo aver lasciato 2 punti ad Ascoli a 2 passi dal traguardo e perso l'occasione di giocare, almeno per il momento, la sfida contro il Verona, rimedia una sconfitta immeritata al tombolato subendo 2 gol sul calcio di rigore.
Veneti manovrieri e abilissimi nel possesso palla, Cosenza bravo a chiudere gli spazi e a soffrire senza esporsi troppo. I piani di mister Braglia contemplerebbero anche le veloci ripartenze, ma i lupi ne riescono soltanto un paio e quando succede per i padroni di casa sono pericoli seri. Tutino prova la soluzione personale, ma Paleari non si fa sorprendere. Poi è Angelo Corsi ad ispirare una nuova fiammata offensiva rossoblù. L'estremo difensore prolunga la traiettoria e Mungo schiaccia di testa verso Maniero che la sfiora appena, mancando il gol del possibile vantaggio. Nella ripresa il cliché non cambia e la differenza la fanno due contatti in area, quello di Settembrini e Tutino che Marini di Roma considera simulato ammonendo il numero 25 del Cosenza, e quello tra Angelo Corsi e Branca, una mano appena appoggiata sulla spalla del nuovo entrato che piomba a terra convincendo l'arbitro ad assegnare il rigore. Dal dischetto Iori non dà scampo a Saracco sulla traiettoria del tiro molto angolato. Una brutta botta per i lupi che sbandano per qualche minuto e poi reagiscono costruendo l'azione del possibile pareggio. Mungo trova uno spiraglio per Di Piazza che va in velocità superando anche Paleari. Sembra fatta ma l'attaccante rossoblù affretta la conclusione mancando la porta vuota. Il Cosenza sbaglia, il Cittadella raddoppia. C'è ancora il doppio zampino di Iori. Il suo tiro è debole ma impatta sul braccio di Pascali. Questa volta è un rigore certo che il capitano trasforma spiazzando Saracco e chiudendo la pratica. La capolista si conferma implacabile e cinica. Per i lupi non resta che riaprire il Barulla per giocare e vincere davanti al proprio pubblico. Gianluca Pasqua ha detto non resta che riaprire il Marulla, è un auspicio beneaugurante, sperando di giocare davanti al proprio pubblico e di vincere la partita, dovrebbe essere quella con Livorno. Allora, Gianluca Gagliardi, vogliamo praticamente dal punto di vista tecnico, vogliamo inquadrare questa partita, un Cosenza, Braglia poi nel dopo appunto gara ha parlato di un Cosenza che nel primo tempo ha giocato discretamente, ha chiuso le linee di passaggio, si è proposto sia con Tutino, abbiamo visto, sia con quel colpo di testa di Mungo, sul quale però Maniero non è arrivato con i tempi giusti. Poi però dopo il gol si è sciolta la squadra come neve al sole. C'è un po' di timore reverenziale, dico io, deve passare un po' di tempo per far sì che il Cosenza possa, come dire, inquadrare questo campionato ed entrare nelle giuste pieghe del campionato di Serie B, secondo te? Ma questo senz'altro, anche perché i giocatori che hanno fatto questo campionato nell'attuale rosa del Cosenza e negli 11 di domenica si contano sulle dita della mano, se non neanche, quindi è chiaro che un po' di esperienza ci vorrebbe, perché in questa categoria l'esperienza fa la differenza. Detto questo, le due squadre sono un po' agli antipodi, una squadra propositiva, quella del Cittadella, con un 4-3-1-2 abbastanza collaudato, molto abile l'allenatore a tenere sempre le linee abbastanza strette sia in una fase che nell'altra, con Iori nella parte bassa e il Siega a fungere da collante tra i reparti, e lo fanno molto bene. Mi ha meravigliato questa libertà assoluta di cui ha goduto il playmaker del Cittadella, sempre libero nel ricevere i passaggi, bravo, d'altronde lento ma bravo nel saper smistare il gioco e dettare i tempi. Una squadra che tra l'altro il Cittadella ha un numero di minutaggio maggiore rispetto alla squadra del Cosenza, con caratteristiche fisiche anche che la portano ad essere già pronta appena si è all'inizio del campionato, e che per questo io giudicavo il peggiore avversario sin dall'inizio per chiunque. Il Cosenza da parte sua, ha detto bene Alessandro, emerge, già ne parlammo alla prima puntata, nella parte centrale del campo secondo me difetta in fisicità e cattiveria, laddove per esempio domenica Settembrini l'ha fatta da padrone, pur non essendo né Gattuso né Maciste, ma molto deciso, molto abile ed era dappertutto. Pecchiamo perché arriviamo un po' in ritardo, difettiamo di forza, forse bisognerebbe un po' di muscoli, e mi auguro che al più presto Bruccini rientri nella condizione ideale per poter dare una mano da questo punto di vista. Dal punto di vista tattico ritengo che la partita sia stata chiaramente condizionata sì da una, ma io non lo chiamo neanche sciocchezza, perché quello è un rigore, il primo che il buon Corsi non genera, perché è un classico quasi distinto, ma che se l'arbitro non fischia insomma nessuno si lamenta, secondo me. L'errore più grave invece dal punto di vista tattico lo fa il nostro difensore, che probabilmente non è abituato ancora a giocare a tre, invece di staccarsi, in quel caso Capela, e andare a chiudere velocemente, e in quel caso magari Corsi evita anche il contatto, resta attaccata a nessuno
e quindi induce magari all'errore anche il compagno. Invece la reazione che non c'è stata la ritengo solo e unicamente figlia di una condizione che ancora non c'è e che tarda ad arrivare, anche perché il Maniero e qualcun altro, il Dorazio, il Corsi stesso, che secondo me fino al rigore era stato uno dei migliori, hanno una fisicità un po' che richiede più tempo prima di entrare in condizione. L'altro tasto che ha toccato sempre giustamente Alessandro Russo è che la mentalità in B deve essere un po' diversa, cioè potrebbe pagare di più un calcio propositivo fatto di magari più coraggio, ecco, in fase di possesso, e non un'attesa costante che può portare dei frutti se hai della qualità e dei giocatori di esperienza, viceversa fai un po' più fatica. Grazie, grazie. Prima di dare la parola ad Alessandro, però vorrei aprire una parentesi per quanto riguarda il discorso Serie C, perché sappiamo tutti che c'è stata una sospensiva cautelare da parte del presidente del TAR del Lazio per quelle squadre che, mi pare la Provercelli in primis, avevano chiesto, quindi per mettersi praticamente contro quello che aveva già stabilito la garanzia del CONI, no? Il collegio di garanzia del CONI. Preso atto di questo, il presidente Gravina cosa ha fatto? Non ha fatto giocare Provercelli, Ternana, Catania, tutte quelle squadre praticamente che aspirano ad essere reintrodotte e riammesse in Serie B. Allora, come l'avete presa voi? Perché poi c'è stato anche uno spezzatino in Serie C, no? C'è stato questo slittamento, i calendari oggi, i calendari fra una settimana, finalmente sono usciti, si gioca, non si gioca, c'è qualche squadra come il Rende che ha giocato e ha fatto benissimo ieri sera 4-1 contro la Paganese in trasferta, qualche altra che dovrà giocare martedì o mercoledì, insomma questo spezzatino, ma fino al 9 di ottobre, quando il collegio poi di garanzia del CONI dovrà decidere su queste squadre praticamente se saranno riammesse o meno in Serie B, queste squadre rimarranno ferme, quello che sa lei. Ma quello che è successo negli ultimi 20 giorni ha del ridicolo. Poi parleremo anche del comunicato stampa suo, che è stato molto molto critico nei confronti della presidenza Gravina. Ma la governance in questo caso ha dimostrato tutta la sua debolezza, non ha avuto polso nel gestire determinate situazioni, e ci rendiamo conto che ci stiamo avvicinando alle elezioni federali, perché si concedono, no? Sì, ma ci sarà anche il 4 ottobre l'assemblea nostra di Lega, si concedono delle cose che stanno fuori dal mondo. Perché la mia domanda è questa: io non sono assolutamente contro la Provercelli, contro il Novara, contro la Ternana, contro il Siena, contro il Catania, contro la Ternana, contro nessuno. Però vorrei capire la differenza del perché l'anno scorso si dovevano rispettare le regole e la Vibonese è stata cacciata a calci nel sedere dalla Lega Pro, con un fatto molto più grave. E poi i fatti hanno dato ragione, adesso noi, no, perché noi pagheremo, non la governance della Lega, noi dovremo pagare il risarcimento alla Vibonese, noi, perché i soldi sono degli associati. E in questo caso invece si vuole, battendo il pugno sul petto, si vuole dare la massima trasparenza e la massima regolarità al campionato. Si devono usare 2 pesi e 2 misure, ci deve essere coerenza. Non si riesce ad avere una chiarezza e una programmazione in nulla. Io purtroppo ho avuto uno scontro molto forte il 22 agosto in assemblea, perché è impossibile che ad oggi noi non sappiamo la legge Melandri come viene ripartita, come si distribuisce. Se si vuole fare calcio e fare calcio sostenibile, si deve rendere conto che ci sono dei programmi ben precisi. Siamo imprenditori del calcio, non siamo più presidenti, perché sono aziende, rischiamo con la nostra schiena, per non dire altro, e quindi ci deve essere trasparenza e ci deve essere soprattutto programmazione da parte di tutti. Ci doveva essere anche in questo caso l'avvio del campionato con le X, oppure, signori miei, purtroppo andiamo avanti, l'anno prossimo ne parleremo, perché la Vibonese è stata l'anno scorso presa a pesci in faccia e ne paghiamo adesso le conseguenze. Allora non perché abbiamo il 22 ottobre, almeno di un mese, abbiamo le elezioni federali, dobbiamo tenere tutti buoni. Guarda caso mi diceva, il 4 c'è l'assemblea, il 9 poi il collegio di garanzia deciderà. Ma secondo me si deciderà anche prima. Il 4 l'assemblea, voglio dire, insomma... Leggevo un tweet di Frattini che proveranno ad accorciare i tempi e quindi a fare e quindi ad averla in tempi ancora più rapidi. Frattini si è messo contro il collegio di garanzia.
anche quella è una cosa magari di cattivo gusto. Il Presidente non può... Ok, continueremo a parlare poi di questo e riapriremo anche il discorso della Serie B subito dopo la pubblicità. Restate con noi perché c'è ancora tanto da dire e da vedere. Grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Seconda parte di Replay, lunedì 17 settembre 2018, stavamo parlando di quello che appunto sta succedendo, questo grande caos, questa grandissima confusione che c'è anche in Serie C, lo ripeto ancora una volta, non hanno giocato ieri la Ternana, la Lentella, la Provercelli, il Novara, cioè tutte squadre che hanno chiesto la riammissione, quindi in attesa che il giorno 9 ottobre si possa definitivamente, ce lo auguriamo, come dire, possa dire l'ultima sua parola il collegio di garanzia e staranno ferme fino al 9 di ottobre. Nel frattempo sia la Serie B che la Serie C andranno avanti. Alessandro, come la mettiamo? Io l'ho definito quel pasticciaccio non di via Merulana la volta scorsa, ma parlando del terreno del San Vito dicevo del San Vito Marulla, questa volta è un pasticciaccio di via Allegri, via Rosellini. Ma diciamo che sin dalle prime battute in via Rosellini si è capito subito che c'era area di controversia, perché ho avuto il piacere e il privilegio di assistere alle conferenze stampa dal vivo del Presidente Balata, una molto ristretta, nella quale, devo prendere l'altra telecamera, diceva chiaramente che la Serie B sarebbe stata a 19 squadre perché ci sarebbe stato il blocco dei ripescaggi, l'hanno chiesto la Lega e i club, anche per questioni economiche, perché ricordiamo c'è un differenziale economico con una Serie B a 19 a 22 e poi c'è anche un'altra cosa che forse pochi sanno, chi retrocede ha un paracadute diverso con la Serie B a 19 squadre. Detto questo, lato Cosenza la situazione è tutt'altro che positiva. Intendo perché comincio ad avvertire intorno al Cosenza. Io vorrei, scusami, se ti narcolettica ed è, diciamo, il terreno giusto dove il Cosenza rischia di avere problemi. Alessandro, posso chiederti una cosa? Prego. Perché ieri sulle reti maggiori nazionali si parlava di sport, il Carpi e il Cosenza lo hanno messo praticamente tra le cenerentole di questa cadetteria, almeno a vedere i primi risultati. Io posso dire una cosa, Franco, il Cosenza e questo tipo di squadra ha bisogno come il pane di andare a nozze, di sposare sabato prossimo il proprio ambiente. È una squadra che senza l'adrenalina del proprio ambiente, senza una scossa tellurica da parte della passione rossoblù, rischia e molto. È il terreno fertile per chi spera di vedere il Cosenza crollare. E il pubblico di Cosenza, che è il vero proprietario del Cosenza, ha in mano, secondo me, il destino di questa squadra. Voglio semplificare senza dare troppo peso anche alla componente ambientale. Lo scorso anno il Cosenza, non appena ha fatto sintesi con la propria anima sportiva, è sembrata un'altra squadra. Ora questa situazione del Verona è paradigmatica di quello che sta succedendo. Il Cosenza sembra un po' addormentatello, nel senso sembra un po' così, più di calcio parlato, più di attendere. Il Cosenza è una squadra che deve giocare sui nervi, sulla voglia, sull'adrenalina. E secondo me il San Vito Marulla può essere l'arma in più. A partire dal Livorno, senza dare troppa importanza alla partita di sabato, il Cosenza rischia molto a questo incrocio. Non perché il campionato finisce, però è una partita che può essere la madre del campionato. Perché la Serie B non è la C. Intanto dal punto di vista organizzativo, l'abbiamo detto già la scorsa volta, il Cosenza deve fare ammenda, deve virare immediatamente come se fosse un incrocio pericoloso, velocemente fare un'inversione a U, perché quello che è successo in questa prima fase, la città è piccola, la gente mormora, le cose passano, il gossip c'è, i fatti negativi ci sono, il Cosenza Calcio si deve dare un'organizzazione ancora e nettamente più manageriale di quella che ha dimostrato fino ad ora, perché la categoria non è più la C ma è la B, che somiglia più alla A e non alla C, perché gli avversari non sono più squadre di C, perché il Cittadella, che è una squadra bella da vedere, organizzata, pur non essendo una squadra blasonata, si sente proprio al naso che è una squadra di una categoria superiore. Il Cosenza non può scherzare.
la questione del direttore generale è sotto gli occhi di tutti, la questione dei campi di allenamento. Mio Dio, ma il Cosenza dove si allena? Garritano, come si è fatto male Luca Garritano? Ne vogliamo parlare? Questi sono problemi oggi pomeriggio al Real Cosenza. No, importanti. Ti do la notizia, Real Cosenza oggi pomeriggio. Ma importanti e decisivi per la squadra. Qui se il Cosenza non riesce a centrare la seconda vittoria di campionato, cioè la salvezza, è un danno pauroso. Vero. Ed è il momento adesso, prima che ci sia il funerale, di agire. La squadra deve allenarsi su campi consoni, l'organizzazione deve essere manageriale, ci devono essere gli scout che vanno a vedere le partite fuori casa, serve un direttore generale che eviti di leggere il giudice sportivo che abbiamo letto l'ultima volta, vi prego, perché non è possibile leggere una cosa di quel genere, anche e soprattutto il rispetto ai 10.000 supporter, 10.000, non 10, 100, 10.000, 10.000 non ci sono neanche in molti campi di Serie A. Ragazzi, ma stiamo scherzando, quindi la società deve virare subito, il pubblico deve dare quella scossa di adrenalina alla squadra che non può essere giudicata perché ancora non è riuscita a prendere l'abito della Serie B. E poi ci sarà da giocare, lottare e arrivare a dicembre-gennaio dove il Cosenza va inquadrato anche dal punto di vista tecnico, senza fare troppo isoloni, alcune caratteristiche della squadra già si evincono, abbiamo una ricchezza in più, Braglia e anche Trinchera che sono uomini di calcio, sanno come giostrare la nave, sanno come indirizzarla, ma potrebbe non bastare. Quindi virata a U, pubblico nettamente dalla parte della squadra, riorganizzare tutto e fare che la festa del ritorno in Serie B del Cosenza sia Cosenza-Livorno, perché il Cosenza ha tutti gli arnesi per vincere la prima partita in campionato. Solo se, Franco, è sempre andata così, tutte le componenti danno quella scossa importante. Se il Cosenza comincia ad andare in crisi depressiva non serve neanche l'equipe dei più grandi luminari del mondo per salvarla. Arrivano tanti messaggi, tante mail, io vorrei leggerne una che riguarda i nostri amici Elio Principato, che salutiamo, e Tonino Tocci. Con Tonino Tocci accettiamo l'invito del presidente carissimo Fabio Coscarella per essere presenti a Rende e battere il Catanzaro. Ricordo che la partita tra il Rende e il Catanzaro, poi ce ne parlerà nell'ultima parte il presidente Fabio Coscarella, si giocherà in anticipo, caro Elio Principato, venerdì sera con inizio alle 20:30. Allora, andiamo da Fabio Coscarella. Se ti senti di voler dire anche diciamo, capire la tua posizione per quanto riguarda anche il discorso in merito oltre ai ripescaggi alla Serie B e alla Serie C, ti sei espresso benissimo prima. Se vuoi aggiungere qualcosa su quello che ha detto Alessandro, altrimenti io darei la parola immediatamente a Gianluca Gagliardi. Mi volevo riallacciare al discorso che faceva Alessandro prima. Sì. A me il Cosenza non è dispiaciuto in queste due uscite. Ad Ascoli sinceramente si poteva tranquillamente arrivare a un risultato pieno. La squadra aveva mantenuto bene il campo e poteva portare a casa il risultato. Col Cittadella, se noi analizziamo il primo tempo, le occasioni ci sono state. Sì. Poi se lì l'arbitro non si inventa quel rigore che non si dà. Il rigore di Corsi è stato generosissimo. Corsi è stato ingenuo perché la palla già sta andando a fondo campo, però l'arbitro lì non deve dare. Lì eccola, la possiamo rivedere. Là non c'è necessità di dare. Però manca la lucidità, nonostante sia il capitano del Cosenza una persona che merita forse una statua equestre, per quello che ho fatto lo scorso anno, cioè bisogna essere lucidi. È l'intervista di fine primo tempo, Presidente, consentimi, dove Corsi ha detto, io l'ho notato, speriamo di mantenere anche il secondo tempo questo ritmo, perché il caldo, le cose, cioè le squadre di B hanno secondo me, una esplosività e una durata un po' diversa. Noi ci stiamo allora ritorniamo al discorso di prima, che c'è necessità sentiamo Fabio Coscarella e poi Gianluca Gagliardi. Alessandro, grazie. C'è necessità di ritornare al discorso di prima, che forse è meglio andare a rivedere un po' tutta quanta la struttura, perché va rinforzata in quanto si fa un campionato di Serie B in una piazza come le Cosenza, che ha dimostrato, come diceva prima mister Gagliardi, di saper aspettare ore e ore sotto il caldo, e quindi merita un rispetto completamente diverso. E poi volevo completare col fatto che il pubblico del Cosenza darà quello che servirà nelle partite in casa, e già lo dimostrerà con Livorno domenica, sabato alle 18, lo dimostrerà, perché
c'è necessità dell'ambiente del San Vito per dare una scossa a questi ragazzi, che forse stanno pagando lo scotto del noviziato. Giusto. Gianluca Gagliardi, allora. Hai sono sentito quello che ha tutte detto cose Alessandro? ovvie, Voglio dire, ha parlato di tanta roba quella sì, di Alessandro. Ci sono due aspetti che si stanno un po' immischiando, l'aspetto tecnico e l'aspetto emotivo, che poi Sì. è altrettanto importante, ma che non deve inficiare assolutamente l'aspetto tecnico, perché l'allenatore deve pensare ad allenare e far arrivare la squadra pronta a sabato. Tutti gli altri aspetti devono essere di competenza della società. Io ho fatto diciamo, una breve analisi di quella che è stata la partita e che rispecchia le caratteristiche delle due squadre, non sottolineando, ma non perché non sia importante, nel compito delle occasioni il Cosenza ne ha fatte di più forse rispetto al Cittadella. Il possesso palla è importante, ma se non è poi porta dei numeri, che significa tiri in porta, che il Cittadella ne ha fatti forse qualcuno in più, ma non di pericoli essenziali. Qua bisogna capire, bisogna parlare invece di motivazione. Una squadra che probabilmente viene da una domenica infelice dal punto di vista emotivo, è chiaro che ha bisogno dell'episodio favorevole, anche di un Autorete che possa ridare quell'adrenalina, possa ridare quella fiducia che purtroppo gli ultimi eventi hanno un po' messo all'angolino a tacere quegli entusiasmi, quel focolaio bellissimo che si respirava in città. Poi non bisogna dimenticare, perché a partire dal sottoscritto, che ha avuto il piacere di farlo da dentro, il pubblico del Cosenza ti fa partire da 2-0 quando viene motivato. I miei playoff sono come i playoff che ha fatto Braglia, con un pubblico che ti faceva partire da 2-0, ti ha fatto recuperare partite che stavi perdendo, ti ha dato qualcosa in più, ha esaltato i giocatori, quindi ha eliminato completamente il gap che c'era con qualche avversario. Queste sono ovvietà che ripetiamo, ma non bisogna dimenticare, ma non bisogna disperdere, perché le telefonate, i discorsi che noi facciamo quotidianamente con tifosi che ti fermano, parlano di famiglie, non il tifoso grande che può stare lì, si beve la birra, passa il tempo, racconta due chiacchiere. Famiglie, bambini e mogli che erano lì seduti sotto il sole. Ci vuole una risposta forte della società. Qua non interessa più a nessuno di chi è la colpa. Al sindaco va sempre dato un applauso, perché ha reso di Cosenza una città meravigliosa. Stiamo parlando di calcio, e di calcio ne deve parlare la società. La società, nel nome del presidente, deve capire che serve un direttore generale, una persona che in gergo si dice di marketing, che sia comunque di specchio per la lodole, cioè una figura forte. Una figura forte significa una figura di calcio. Gianluca, perdonami, io vorrei semplicemente... Però io, scusatemi, so che la società si sta muovendo. Ma non è una critica, Sì, ecco, so che la società, caro Gianluca, si sta muovendo in questo senso. Diamo il tempo al Presidente di valutare, conosciamo il Presidente anche sugli allenatori, eccetera. Io penso che sia per quanto riguarda i biglietti che, come dicevo all'inizio, quelli che hanno pagato con la partita col Verona usufruiranno quasi certamente, questi sono i rumors che creano la società, nella gara con Livorno. Sarà così anche per, come stai dicendo tu, per la figura di un direttore generale, un uomo di calcio, come sempre abbiamo auspicato noi, qualcuno che possa, come dire, coprire le spalle e fare da paracadute, da ombrello al Presidente stesso. Nel Rende, per esempio, ne abbiamo tante di queste figure, no? Poi ce lo dirà anche, ce lo ricorderà Fabio Coscarelli. Abbiamo parlato l'anno scorso. Vabbè, quest'anno è una nuova stagione, è cambiato l'allenatore, sono cambiate alcune figure. L'allenatore non può che essere felice e contento di lavorare a Rende, perché ognuno è al suo posto con il suo compito e nel proprio piccolo riescono a fare tutti il loro dovere e devono rendere conto poi al Presidente, che valuta se hanno fatto bene o fatto male. Questo deve essere la parte che deve interessare a un Presidente, far decidere a chi di competenza e poi trarne le conseguenze. Giusto, se hai fatto bene, ok, se hai fatto male, via. Presidente Coscarella, voleva aggiungere qualcosa? Più che altro volevo aggiungere al discorso di Mister Gagliardi, che la gente ha necessità adesso di vedere il calcio giocato a Cosenza e la Serie B. Ci possiamo ritrovare a fine settembre, cambi di allenamento, abbonamenti, gente che non ha l'abbonamento, la giornata rosso-blu, non si riesce a capire se si gioca o non si gioca. Ma dico, ma sento Dio, c'era qualcuno quando scaricavano quelle sedie alle panchine?
Ma c'era qualcuno. Ma che state scaricando? La società va vissuta. Io penso che ogni società vada vissuta in modo concreto, in modo serio. C'è necessità di avere almeno una persona che possa poi rendicontare tutto al Presidente, perché mi rendo conto che gli impegni professionali sono tanti, però ti devi strutturare, perché poi se no rischi di fare quelle figure barbine che hai fatto in tutta Italia. Benissimo, e allora sì, ma io penso che insomma, come dicevate prima, penso che servirà poi un po' l'esperienza, bisogna crescere eccetera come società, insomma dai, quello che è successo ormai si mette un punto, si va a capo, come diceva il grande Bruno Giorgi. Cosa fatta capo A, diceva caro Presidente Coscarella, e quindi poi da una situazione negativa non può che nascere, a mio avviso, una esperienza positiva, e speriamo che sia così per il bene del Cosenza Calcio, per il bene della Cosenza Sportiva, per il bene della tifoseria e della squadra dei calciatori. Alessandro Russo, io vorrei introdurre il discorso prima di andare in Serie C, perché poi vedremo anche gli altri servizi che ha preparato per noi la redazione sportiva di Gianluca Pasqua. Il Crotone, questo Crotone che affronta in posticipo il Livorno, è una squadra che parte con i favori del pronostico, ha perso male a Cittadella, poi si è rifatto subito la formazione di Stroppa in casa contro la sua ex squadra, contro il Foggia, che ripetiamo ieri sera ha perso in casa per 2-1 contro il Palermo. Che partita sarà secondo te questo Livorno, che poi c'è giocatori importanti, insomma, da una parte abbiamo giocatori tipo Iapichino, abbiamo giocatori come Melora, abbiamo giocatori come l'ex difensore centrale del Chievo Verona, che Lucarelli ha scelto per avere proprio una difesa robusta con questo suo 3-5-2, dall'altra parte invece abbiamo Stroppa, che viene dalla scuola, l'abbiamo sottolineato, di Zeman, è stato un grande centrocampista, grosso centrocampista, ha le idee chiare, quindi praticamente è una partita da seguire. Ma sicuramente è una partita da seguire, il Crotone, lo ripeto da sempre, anche questo pomeriggio viene a bomba, perché l'organizzazione del Crotone è come la cartina al tornasole dell'importanza della squadra. Il Crotone arriva da un paracadute, da una retrocessione in Serie A economico molto importante, il presidente Vrenna vive il calcio giorno dopo giorno, il direttore Ursino vive il calcio, il Crotone, la squadra, il campo, la preparazione della partita metro su metro, il segretario del Crotone è sempre presente. A Milano si muovono in tre, presidente, direttore sportivo e segretario insieme, vivono a mezzo metro l'uno dall'altro, ed è un piacere incrociarli anche dal punto di vista organizzativo. La partita con il Livorno è una partita importante e sicuramente di grande spessore tecnico. Il Crotone, a mio avviso, se ingrana insieme al Benevento e al Verona, possono fare il largo in questo campionato. Verona che si trova a 7 punti, il Crotone ne ha 3 con una sconfitta inopinata a Cittadella, forse anche imprevista, ma è una squadra che ha grandi risorse e se necessario ha tanti arnesi anche di qualità. Poi è una squadra anche fisica, importante, che ha come unico obiettivo il ritorno in Serie A. Non sarà facile, è una super partita. L'organizzazione... Puri Nalini da una parte, dall'altra parte però c'è un certo Diamanti. Sì, diciamo che il Crotone ha un po' più di grunda, un po' più di velocità, è una squadra, il Livorno al momento deve dimostrare ancora molto. Se mi consenti, Franco, volevo dire che, riallacciandomi al presidente Coscarella, che il Cosenza ha in nuce anche delle figure molto qualificate che sono e devono essere ancora più valorizzate. Riferiamoci al team manager Kevin Marulla, che già il nome rappresenta la storia del Cosenza, è un giovane brillante che vive di calcio tutto il giorno, tutta la settimana, tutto il mese, ogni istante, difficilmente risponde a 2 WhatsApp di fila perché è impegnato in qualcosa. E queste sono quelle figure che si stanno autoqualificando, che sono importanti. In mezzo ci sono delle situazioni che per bontà di periodo evitiamo proprio di analizzare fino in fondo, ma che sono abbastanza rintracciabili anche per esempio nello scritto del giudice sportivo. Aspettiamo la partita con Livorno, ma dopo che il Livorno giocherà questa partita con il Crotone, ma non si può sottacere, Franco, che siccome la città è piccola, la gente mormora, l'allarme, se non dico è rosso, è arancione, quindi bisogna che chi sa e chi deve lo faccia prima e faccia le mosse in maniera preventiva e immediata, perché la Serie B è un campionato inflessibile. Cioè, se il Cosenza va indietro in classifica per problemi non di natura
di campo e va in crisi sarà difficile poi recuperare, non impossibile. È la seconda volta che dice che la città è piccola e la gente è piccola, vabbè, ma questo insomma, civettuolo, diciamo, provinciale, è normale, la no? situazione si può recuperare, si deve svoltare e tutte le componenti devono ritornare in sé. Sai perché, Presidente, sai perché Alessandro la pensa un po' come me? Perché poi parlando nei giorni scorsi e guardando il calendario del Cosenza giocherà sabato prossimo, abbiamo detto alle 18, ci auguriamo tutti al San Vito Marulla contro il Livorno. Poi ci sarà il mercoledì successivo il turno infrasettimanale a Cremona e la Cremonese in casa è una delle squadre più temibili. Per poi l'altra domenica, quindi fra 8 giorni quando sarà, avere il Perugia che è stato costruito di Nesta, un altro ex campione del mondo, così come grosso allenatore praticamente del Verona, che è una squadra costruita per la Serie A. Quindi Alessandro giustamente l'assunto qual è? Se si dovesse perdere terreno a 19 squadre difficilmente hai il tempo di recuperare. 22 è un conto, 19 è diverso. Andare al collegio di garanzia secondo me si ritornerà a 22. È quello che si dovrà aspettare il 9 di ottobre, a meno che, come diceva lei prima, non c'è il discorso di Frattini che voglia poi bruciare le tappe. Guarda. Sentiamo Gianluca Gagliardi in tutto questo. Riguardo a Livorno Riguardo anche al Livorno Crotone, mi interessa un tuo parere sul Crotone perché è stata costruita la squadra per ritornare in Serie A, come è giusto che sia, insomma. Ma se ci soffermiamo solo a un pronostico, vedo favorito il Crotone, perché ritengo che il Livorno debba anch'essa capire ancora che in bici bisogna di equilibrio e io vedo in campo troppi giocatori tecnici di qualità un po' datati, perché se metto in mezzo al campo a Lucci e Valiani davanti a Diamanti e altre due punte, Iapichini è uno di questi. Forse mi espongo un po' troppo e il Crotone è una delle squadre che potrebbe far male perché poi ha qualità, giocatori rapidi, bravi nel ripartire e quindi sarei un po' cauto se fossi Lucarelli. Riguardo a questi discorsi a me non piacciono perché portano troppa frenesia, portano malumori, cominciano a portare pensieri, poi il Cosentino è bravo anche nell'inventiva, no? Nel pensare cose che non esistono perché si è sentito dire qualcosa ma niente, ok? Il problema è solo e unicamente ridare entusiasmo, e lo ripeto e lo sottolineo, ahimè, la squadra lo dovrà fare sul campo, ma dovrà essere supportata come sempre accade, dall'operatività delle persone che circondano il Cosenza, in principio con a capo il Presidente. Detto questo, poi sarà un risultato che potrà far cambiare questo pensiero che oggi sembra negativo e magari ci ritroveremo domenica prossima con un pensiero diverso. Insomma. E allora era Dainelli il difensore centrale che ha giocato una vita a Verona con il Chievo, che attualmente è il difensore centrale che ha voluto fortissimamente Lucarelli a Livorno. E allora a questo punto io direi alla regia, prima di andare nell'ultima pausa pubblicitaria, di andare a vedere l'altro servizio che ha preparato la redazione sportiva, dove si parla un po' di tutto, sia della Serie B che della Serie C, così poi entreremo nel vivo, ascolteremo anche l'allenatore del Rend, il nuovo allenatore Francesco Modesto, e sentiremo anche una battuta di Gaetano Auteri dopo appunto la partita vinta dal Catanzaro per 1-0 su calcio di rigore contro il Potenza. Prima c'è la pubblicità, benissimo, allora andiamo in pubblicità, restate con noi, fra un minutino circa poi ci rivedremo e andremo subito a vedere il servizio della redazione sportiva. Grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E allora diamo spazio per questa ultima parte, ultimi 20-25 minuti di replay, a quello che ha confezionato la nostra redazione sportiva sulle formazioni di Serie B, ossia Cosenza e Crotone, e quello che è successo in Serie C. Grazie.
Una viene dalla C, l'altra è scesa dalla A. Livorno-Crotone è un altro crocevia importante la terza giornata del campionato di Serie B, l'ultimo incontro del weekend che non ha riservato particolari sorprese, rispettando in gran parte i pronostici della vigilia. E Giovanni Stroppa vorrebbe che anche la sfida con l'11 di Lucarelli finisse col premiare il maggior tasso tecnico della propria formazione, espresso in tutte le sue potenzialità 15 giorni fa al cospetto del Foggia. Allena una squadra competitiva, fortissima, secondo me fortissima. E quindi a maggior ragione cercherò di portarla a vincere, cercheremo di vincerlo questo campionato, però non c'è la sicurezza. Un potenziale importante, ma ancora da scoprire, quello del Cosenza, che a Cittadella ha dato l'impressione di poter costruire qualcosa di meglio rispetto a quanto si è visto e di certo di meritare un risultato meno penalizzante. La formazione di Piero Braglia non ha sfigurato di fronte alla rodata squadra veneta, limitando le occasioni da rete dei padroni di casa e sfiorando quel gol che avrebbe potuto cambiare la storia della partita prima e dopo il vantaggio. Già il vantaggio subito su un calcio di rigore evitabile e discutibile che alla fine ha pesato enormemente nell'economia di un match equilibrato. Da qui in poi saranno ore di attesa per conoscere il definitivo verdetto sulle condizioni di praticabilità del Savito Marulla, ancora sub iudice, poi ci si potrà concentrare sulla gara con il Livorno, appuntamento da non mancare per i rossoblù. La Serie C intanto è partita, portandosi dietro tutti i dubbi di questa estate anomala del calcio italiano. Nessun dubbio invece sulla capacità del Rende di approcciarsi al campionato con la stessa personalità mostrata nella scorsa stagione. I biancorossi di Modesto hanno strapazzato la Paganese, cominciando nel miglior modo possibile il torneo. Franco, Aouà e Rossini, i mattatori dell'incontro che i campani non sono mai riusciti a tenere in vita. È bastato un gol su rigore di Ciccone al Catanzaro per battere il Potenza, un vantaggio difeso strenuamente nelle fasi delicate del match che i giallorossi Deuteri non hanno saputo chiudere nonostante qualche occasione favorevole. La Vibonese ha evitato una vera e propria beffa, a Bisceglie pur dominando la gara in lungo e in largo si è trovata sotto di un gol subito in mischia da Starita. Il forcing dei rossoblù ha dato i suoi risultati soltanto al penultimo minuto di gioco, quando De Carolis di testa è riuscito a rompere l'incantesimo battendo Crispino. E allora, grazie ancora a Gianluca Pasqua, abbiamo introdotto la Serie C, questa vittoria roboante del Rende, alla quale ha assistito ieri allo Stadio Torre di Pagane il presidente Coscarella. Che partita è stata, presidente? Forse nemmeno lei si aspettava questo 4-1, questo poker, no? C'era grande entusiasmo per questa prima uscita, anche perché era attesa da tempo, erano 15 giorni che aspettavamo lo start. Sì, rinvii su rinvii. Lo start. Sinceramente abbiamo messo in campo quello che il mister aveva chiesto, nel senso che i ragazzi avevano determinazione, voglia di arrivare a fare una grande prestazione e il lavoro si è visto tutto. Sono molto contento perché se lo meritavano, i ragazzi hanno lavorato bene questi primi mesi. Presidente Coscarella, a fine campionato, qualche giornata prima dello scorso campionato del termine, venne qui da noi al replay e ci parlò di Ciccio Modesto, perché Brunello Trocini, che salutiamo, a lui un in bocca al lupo, così come a tutto il suo staff, naturalmente anche a Michele Bruni, eccetera, eccetera, non ha trovato ancora una squadra, speriamo che insomma possa tornare quanto prima su una panchina. Dicevo, il presidente Coscarella ci parlò di Francesco Modesto, come allenatore Francesco Modesto, che cosa appunto, come dire, ha scoperto in questo ragazzo che ha giocato per tanti anni in Serie A e adesso come allenatore è una scommessa con se stesso. È un ragazzo di un'umiltà incredibile, un grandissimo lavoratore, fermamente convinto dei suoi pensieri. Lui era il famoso 3-4-3 con Gasperini, con Juric, insomma. Sì, a questo credo che, ripeto, ha trasmesso ai ragazzi, e la cosa che entusiasma che questi ragazzi darebbero veramente la vita per il mister, perché si è creato un gruppo granitico e sono molto contento di questo. Quindi sull'ossatura dell'anno scorso abbiamo messo questi ragazzi giovani, ce ne sono tanti, c'è Minelli, c'è Aouà. Il portiere avete preso pure, no? C'è Savelloni. Dove l'avete preso Savelloni? Dal Pescara. Dal Pescara. Sì, sono tutti ragazzi veramente che hanno dimostrato grandissima professionalità e mettono in campo quello che è un'intensità continua. Gianluca Gagliardi, a questo punto, insomma, come diceva Aldo e Elio Principato, a proposito salutiamo Aldo Cennamo che non è qui con noi, è fuori sede, sarà con noi nelle prossime trasmissioni. Come diceva Elio Principato insieme a Antonio Tocci, insomma, questo Rende Catanzaro che si giocherà venerdì sera alle 20:30, insomma, va vista. Sì, va vista perché ritengo Modesto un allenatore dal quale si può vedere qualcosa di positivo ed è sempre buono perché
sta dimostrando di avere le idee chiare, ha dato già un'impronta alla squadra, approfitta dell'ambiente, approfitta tra virgolette, nel senso che si ha la fortuna di lavorare in un ambiente sano, in un ambiente pulito, tranquillo, laddove l'allenatore non viene assolutamente disturbato nel portare avanti le sue idee, come diceva il Presidente, e che ritengo valide soprattutto per un torneo laddove la corsa, la vivacità, l'entusiasmo fanno la differenza, ahimè, anche per un deficit tecnico che è allarmante, perché ecco, andremo a fare un discorso un po' diverso, però dalla Serie A ancora piangiamo per un'Italia che non c'è e di conseguenza dobbiamo chiederci perché. Il perché parte da lontano, parte da anni di non calcio alle scuole giovanili. Permettimi, scusami, forse sono andato un po' oltre. No, ma prego, prego. Visto che si parla di giovani, ritengo che i giovani sì, ma se sono bravi hanno sempre giocato. Devono avere invece il supporto dell'anziano, del giocatore importante, esperto, dal quale poter anche imparare. Io ho avuto la fortuna e il piacere di fare amichevoli con il Cosenza di Zaccheroni, e quando ti misuri più volte con De Paola, con De Rossi, contro questi giocatori, capisci tante cose, anche giocandoci contro, figurati negli allenamenti. E quello che sta mancando è proprio questo, cioè avere il punto di riferimento durante la settimana. Benissimo. Alessandro Russo, vogliamo fare allora, come dire, mettere a fuoco un po' le calabresi. Partiamo dal Rende, 4-1, la Regina abbiamo detto che giocherà in posticipo contro il Trapani, la Vibonese che è riuscita a strappare con un gol di De Carolis di testa, lo abbiamo visto prima nel servizio di Gianluca Pasqua, l'1-1 a Bisceglie, e poi la vittoria del Catanzaro sul rigore con appunto il penalty di Ciccone. E poi venerdì prossimo questo Rende Catanzaro da seguire. Ma sicuramente il Catanzaro, le cronache e il mercato dicono che ha cercato di accontentare il tecnico Auteri, se non in tutto quasi, quindi è una squadra che si presenta ai nastri di partenza come una delle favorite, magari insieme al Catania, alla Casertana. Il presidente del Rende, che conosce forse ancora meglio il campionato, segnala una Juve Stabia che outsider, sì, oppure una Juve Stabia che può uscire. Riguardo le calabresi, detto del Catanzaro, la Vibonese mi risulta una squadra molto organizzata, che viene da dietro e che ha una presidenza attenta anche a livello di settore giovanile, molto solida economicamente. Anche a livello di settore giovanile sono molto organizzati. Il Rende non c'è bisogno tanto di scoprirlo, perché ha fatto un cambio di allenatore dopo l'ottimo ciclo di Trocini, ha scelto Modesto, che lo scorso anno chi mi parlava della Beretti del Rende mi diceva che giocava a 1000 all'ora e si vedeva il manico, cioè l'idea tattica e l'intensità. Sentivo parlare dell'intensità, io non l'ho vista giocare, potrei forse vederla giocare venerdì. È una squadra che gioca con grande intensità, mi viene detto, è una squadra molto organizzata, che deve puntare alla salvezza e che ha il sostrato, l'ambiente, come diceva bene mister Gagliardi, dove esprimere tutti i concetti guida per fare un bel calcio volitivo, di valorizzazione, per raggiungere l'obiettivo minimo, divertendo e mostrandosi corretta dal punto di vista dei conti. Mi sembra questo l'obiettivo, vero Presidente? Per quanto riguarda la Regina, non l'abbiamo vista ancora giocare, ma è una squadra che ha intanto preso a sé un elemento guida storico come Taibi. Già vederlo operare al mercato dava un senso di una Regina di altri tempi, di una Regina che è tornata a se stessa, che però ha fatto una squadra, mi sembra, di giovani, che vuole stare attenta al bilancio e soprattutto punta alla salvezza, cercando qualche soddisfazione. Poi il campionato di C, essendo una burrasca in questo momento, andare ad azzardare analisi di lungo periodo, francamente mi fermerei un attimo, perché una C con o senza il Catania cambia di molto, quindi cambia anche l'analisi degli obiettivi e quello che possono fare le squadre. Rende Catanzaro il venerdì in notturna nell'area urbana di Cosenza al Marco Lorenzo, una partita bella, frizzante da vedere, con una bella dose di adrenalina pura, con Auteri che appena le squadre di Auteri entrano in campo mettono palla per giocare. Siccome c'è Modesto che fa altrettanto, si annunciano scintille dal punto di vista tecnico, e che chiaramente con obiettivi diversi è una partita aperta ad ogni risultato.
Mister Gagliardi, allora prima di andare a sentire Modesto e Auteri, una zoomata sulle calabresi, giusto un minutino per parlare, per aggiungere qualcosa a quello che ha detto Alessandro Russo. Premesso che mi sbilancio perché il calcio è bello anche per essere smentiti anche sulle cose che sembrano certe. Casertana, Catania e Catanzaro faranno un campionato a sé. Sono troppo, ma troppo più organizzate, più pronte dal punto di vista tecnico, dell'esperienza, di qualità rispetto a tutte le altre. Tutte le altre si equivalgono e dovranno fare ognuno qualcosa in più per poter raggiungere l'obiettivo prima del previsto, perché hanno puntato quasi tutte le altre su giovani, su prospettive di squadre con allenatori altrettanto giovani. Pertanto le calabresi, il Catanzaro l'ho detto, la Regina farà... Dobbiamo aspettare Trapani, insomma. Dobbiamo aspettare Trapani, dobbiamo aspettare come reagisce poi la Piazza a un campionato che si preannuncia anche quest'anno anonimo, nel senso che farà un campionato di medio-alta classifica, se va bene. Presidente Coscarella, io ho letto stamattina un po' le formazioni di Serie C anche per rendermi conto, per essere sempre sul pezzo, come si dice, no? Ma io ho visto la formazione dell'amico Fontana della Casertana, è una squadra di Serie B, così come il Catania e il Catanzaro. Cioè avere, ecco, se mi date la telecamera, avere in squadra, vabbè, al di là del fatto che in difesa hanno preso Blondet, Ceppin, ma un attacco formato dall'ex centravanti dell'Avellino Castaldo e da Floro Flores, signori miei. Cioè è un attacco di serie superiore, o no? È una squadra... È una corazzata questa Casertana. È sicuramente una corazzata in una piazza caldissima che ha voglia di ritornare... Floro Flores. Che ha voglia di ritornare... Alfa Geme, Mangino. Sì, vabbè, quelli già c'erano già a Caserta, no? Vacca pure è un altro bel centrocampista. Poteva servire a D'Angelo. Insomma, non può fallire mister Fontana, parliamoci chiaro. Assolutamente no, e la piazza è calda, la piazza ha voglia di ritornare in posti quindi più sarà importanti. un bel duello insieme a Catanzaro oppure Catania, come diceva mister Gagliardi. Assolutamente. Allora, vediamo se dalla regia siamo pronti, sentiamo la prima conferenza stampa di Francesco Modesto dopo la partenza naturalmente ufficiale del campionato 4-1 del Rende in trasferta a Pagani. Andiamo la prima volta in panchina da professionista dopo quelle fatte in Coppa Italia. È una grande soddisfazione, ma i ragazzi stasera secondo me, al di là dell'allenatore che all'esordio vince e tutto il resto fuori casa, ma i ragazzi stasera secondo me hanno dimostrato di avere dei valori importanti per affrontare un campionato difficile come questo della Lega Pro, però questo risultato secondo me è ampio, e siamo alla prima gara, non dobbiamo pensare che siamo fortissimi, ce la dobbiamo giocare con tutti e sappiamo che ci saranno tante difficoltà. Sappiamo che ci saranno tante difficoltà, parlava della modestia e dell'umiltà di Francesco Modesto, l'ha dimostrato. Cioè, non montiamoci la testa perché poi insomma, è sempre la prima giornata di campionato. La prima difficoltà arriva venerdì, sì, è vero. Arriva il Catanzaro che sarà sicuramente... Vediamo che squadra è questo Catanzaro, sentiamo Gianluca Gagliardi e poi sentiamo Auteri quello che ha detto dopo nel post partita, perché poi ha vinto in casa contro un Potenza roccioso, però mi dicono un ottimo Potenza. Ha vinto esatto sul calcio di rigore. Mister Gagliardi, sì, Catanzaro. Potenza è una squadra, è un giocatori importanti, no? Sì, Statella, promossa, però Ciccone, ha dei buoni giocatori. Fischnaller. Catanzaro, partiamo dal presupposto che ha un allenatore che diciamo, forse come presenza è il numero uno in questo momento, quindi vale tantissimo, ha già il suo fuoriclasse in panchina, che dà subito un'impronta alla squadra, che è quella, difficilmente l'ho visto cambiare, se non in corso d'opera, da 3-4-3 a qualcos'altro, ma sempre di numeri si parla. Invece ha della qualità laddove necessita, che in mezzo al campo e davanti, con Tursi, Maita, Statella, insomma, ha giocatori importanti. C'è pure Pambianghi del Rende in difesa, no? Ha preso Pambianghi difensore centrale. Dopo 2 anni che grazie al Rende che l'ha rilanciato, attenzione. L'ha preso dal Taranto il Rende, giusto? Veniva da una brutta esperienza a Taranto, è ripartito al Rende, si è meritato la fascia di capitano, ha fatto bene, oggi si merita una piazza importante come Catanzaro e Lega Pro. Però attenzione, parliamo di una squadra che avrà sicuramente il suo punto forte nell'allenatore, in un'altra
che ha troppi giocatori importanti, che a meno che i troppi galli nel pollaio poi si fanno male, perché tenere fuori a turno, e dovrà succedere, davanti Castaldo, Flores, Alfageme, Lorenzini, insomma, e dire qualcosa per l'allenatore non è mai facile. E se lì non è diventa importante la poi gestione, siamo nel napoletano, no Franco? No? Siamo nel napoletano, significa che poi il procuratore andrà dal presidente, gli dirà, allora avrà pressioni che se non hanno una società forte, un gruppo abbastanza forte, poi rischia che il giocattolo si rompa. Allora andiamo a sentire l'ultimo nostro contributo filmato a Auteri nel post gara di Catanzaro Potenza. Sentiamolo. Dobbiamo crescere ed è normale. Da che punto di vista dobbiamo crescere? E sotto tutti i punti di vista, anche nell'interpretazione della gara e nella lettura delle situazioni. Molte volte le abbiamo forzate queste situazioni invece di fare giocate semplici, e tante altre volte invece siamo incappati, non dico in una mancanza di personalità, ma in una poca adeguata lettura delle situazioni, e quindi abbiamo commesso qualche errore gratuito. Tutto qua, però complessivamente la vittoria è strameritata per quello che le due squadre hanno fatto in campo, ma certo che noi, ed è normale che sia così, dobbiamo crescere. Il motivo è tanti giocatori, Nicoletti, Riggio, Maita, Giuliano, tutti quelli anche davanti, Ciccone, Fiscinaller un po' meno, devono abituarsi a questo tipo di partite, cariche di equilibri, cariche di tensioni, e dove conta sempre anche il piccolo particolare. Conta anche il piccolo particolare, diceva Gaetano Auteri, e naturalmente noi siamo curiosi di andare a vedere questo Rende Catanzaro. Ripeto ancora una volta, si giocherà venerdì sera con inizio alle 20:30 al Marco Lorenzone. Presidente, si aspetta un bel po' di pubblico? Ma spero che ci sia entusiasmo, e soprattutto che in effetti qualcuno dalla Urbana venga a darci una mano dal punto di vista del sostegno, del tifo. Ecco qua, e allora ci danno subito il prossimo turno in Serie C. Catania-Siracusa non lo so se si gioca. Quale partite si giocano? Quale partite si gioca? Nel Catania quasi certamente no. Poi Cavese, Francavilla, Juve Stabia, Viterbese. Questo con la Viterbese non sappiamo nemmeno se si giocherà o meno. Potenza, no, perché da noi in Lega può succedere anche questo, che un presidente alza la voce, grida, e quindi gli viene spostato in un altro girone. Gli viene concesso, sì, di aspettare. Vabbè, e allora non lo leggiamo proprio perché non ne vale la pena, insomma ci consente anche quando il presidente parlavo di mancanza Gravina, di carattere, perché quella gioca, quella non gioca, aspettiamo il 9 ottobre, adesso aspetteremo Natale, Capodanno, e poi magari con l'anno nuovo partiranno i campionati. Allora, andiamo sul sicuro, tra virgolette, nel senso che anche lì c'è uno spezzatino, andiamo a vedere quello che succederà nel quarto turno di andata nel campionato cadetto, ossia quello di Serie B. E grazie dalla regia, vediamo un attimino, andiamo a leggere quello che succederà nel prossimo turno, quarto turno, Benevento-Salernitana. Questo è un match importantissimo, Presidente, giocherà mi pare venerdì alle 20:30, questa partita si giocherà. Ci sarà il mio amico Penso Petullà. Poi Carpi-Brescia, Cosenza-Livorno, che è in programma dunque sabato pomeriggio, lo ripeto ancora una volta, alle 18. Poi questa è una gran bella partita, Crotone-Hellas Verona, Lecce-Venezia, Padova-Cremonese, Palermo-Perugia, Pescara-Foggia, Spezia-Cittadella. Allora Alessandro, focalizziamo del Cosenza-Livorno, abbiamo già detto, ci possiamo comunque ritornare perché siamo sui titoli di coda, siamo nei minuti finali, e naturalmente su Crotone-Hellas Verona. Dicevo all'inizio che si è fatto male di Carmine, allora Grosso, tanto per cambiare, dice vabbè, prendo uno dalla panchina, che prende Pazzini, che va in campo e gli fa 3 gol. Meno male che non doveva giocare Pazzini, doveva giocare Di Carmine, no? Vabbè, Pazzini... Cioè, voglio dire, per dire che la panchina è importante. Pazzini lo scorso anno è finito nella Liga, mi sembra che abbia segnato dei gol d'autore. All'esordio contro il Real Madrid. Contro il Real Madrid, ha segnato un gol al Real Madrid. Vedendolo riscaldare la scorsa settimana al San Vito, si vedeva insomma che era un ospite gradito, Grosso, anche lui ha una sua personalità. Il Verona mi ha dato l'impressione, anche da punto atletico, di essere una squadra di A. Crotone-Verona è una partita veramente ruspante, perché il Crotone non è proprio una vittima sacrificale, anzi è una partita dove il Crotone, se gioca di infilata come sa, sulla velocità, può battere il Verona. La stessa cosa che avrebbe potuto fare
non vorrei ancora tornare sulla ferita aperta, il Cosenza all'esordio, una partita sui ritmi poteva essere giocata, quindi questo 0-3 che poteva succedere, Franco, mi trova un po' discorde. Sì, l'abbiamo capito. No, mi trova discorde sul fatto che l'esito fosse scontato, anche perché nelle prime partite di campionato ancora i valori sono così. Certo il Verona visto contro il Carpi è sembrato di un'altra categoria. Poi c'è questo Benevento Salernitana che è un derbissimo, con questo Benevento che ha fatto una campagna acquisti in stile Vigorito, ha speso senza parsimonia, facendo di tutto e di più, è una super squadra secondo me, che può davvero fare il largo e quindi ci sono elementi per vedere un derby bellissimo. Crotone-Verona è una gran bella partita, mister, Sì, e aggiungo anche Palermo-Perugia, perché sembra che sulla carta si incontrano le squadre favorite, almeno per i pronostici di precampionato. Posso fargli una domanda? Ieri, ascoltando Nesta su Sky, gli hanno fatto la domanda, gli hanno posto la domanda, dice: ma quando un ex campione del mondo come Grosso, come Nesta, arrivano a piazze importanti come può essere quella di Perugia, come può essere Palermo, dice come viene accolto dalla gente? Dice inizialmente sono tutti con te, tutti rose e fiore, poi se le cose vanno male perdi una partita, ti sganciano tutti, ti lasciano in mare senza salvagente. Vabbè. Diciamo che il discorso del campione del mondo lo dimentichano tutti, questo voleva dire Nesta. Né ironia né moralismo. Nesta voleva dire questo, cioè a quel punto non ci interessa più, al tifoso non interessa più che sia stato campione del mondo nel 2006. Nesta è avvantaggiato perché, caro Franco, tu sai benissimo che il gusto non ha mai, no? E quindi dato che è anche un bel ragazzo, pertanto si presenta bene, a Perugia gode sicuramente di buona fama. E di buoni uffizi anche dietro le spalle. Non è mai da sottovalutare l'aspetto estetico, perché vedi, Milano per esempio sono allenatori, ahimè, oggi sono ritornati in quel del Milan due statue, perché sono due statue, Maldini e Leonardo, e godono di una fama che qualcun altro non poteva mai, purtroppo, non per risultati ma per altro, raggiungere, perché in certi ambienti il caschetto, il capello ben fatto conta. Sentiamo il Presidente invece su questo Crotone-Verona, come inquadra la partita. Crotone-Verona penso che saranno una bellissima partita e saranno le protagoniste di questo. E invece, ritorno al discorso di prima, sulla sua squadra cosa si aspetta contro il Catanzaro? Mi aspetto una partita alla stessa intensità. Una continuità. Con la stessa intensità, con la stessa aggressività, sapendo che incontriamo una squadra molto forte che è destinata a vincere il campionato. L'obiettivo del Rende di quest'anno, Presidente? Arrivare alla salvezza prima possibile e poi provare a valorizzare qualche ragazzo nostro, perché ieri in panchina c'erano 2000 e qualcun altro che sta crescendo 2001 che vorremmo portare nella seconda parte della stagione. Farà pace col Presidente Gravina, prossimamente stringerà la mano al Presidente Gravina o sarà sempre critico nei suoi riguardi? Non siamo assolutamente in litigio, è che abbiamo delle posizioni diverse. Il mio purtroppo difetto, se così è dire le cose in faccia. Con gli altri Presidenti invece? Ma abbiamo un ottimo rapporto tutti quanti, però c'è una fronda abbastanza ampia di persone che vogliono cambiare qualcosa in Lega, perché in effetti così vogliono il cambiamento anche in Lega. Vogliono chiarezza, che è una cosa che secondo me si deve pretendere quando si investono tanti soldini e c'è la necessità di rispondere poi e dare risposta alla piazza. Benissimo, allora con Alessandro Russo noi torniamo a Cosenza-Livorno, perché Alessandro lo abbiamo detto all'inizio, lo ribadiamo adesso a beneficio dei nostri telespettatori. Domani ci sarà la commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli e poi ci sarà la visita dell'agronomo, il dottor Castelli, da domani e dopodomani, che dovrà dare l'ok definitivo per quanto riguarda, diciamo, la partita Cosenza-Livorno, lo ripeto, in programma sabato alle 18. Come inquadri la situazione e cosa prevedi, visto che tu ogni tanto ti vai a fare una camminatina e vedo che fai anche delle foto sul San Vito Marulla? Sul campo ci manco da un po', diciamo che un po' di ma hai qualche dubbio? No, spero di no, sarebbe davvero incredibile. No, è bene farlo conoscere ai telespettatori, ci mancherebbe qualche dubbio. Se c'è una riunione che deve determinare... Gianluca ha parlato nel suo servizio Pasqua di subiudice fino a domani. Quindi se è subiudice vuol dire che c'è la possibilità di andare in campo neutro, quindi io penso che si giochi al San Vito Marulla. Io penso di sì, spero di sì. Da sportivo sarebbe davvero una iattura per il Cosenza. Qualora si giocasse al San Vito Marulla, io ribadisco ancora una volta che non è un auspicio sentendo il climax dei supporter, ma perché ho la presunzione di conoscere il grunt della nostra squadra
e di come questa squadra sia una squadra che ha bisogno di una scossa elettrica. La presenza di Braglia ha detto svegliatevi a fine gara. Svegliatevi, il Cosenza non può giocare in un ambiente narcolettico, un ambiente addormentato, il Cosenza deve giocare in un ambiente dove, come facciamo l'esempio madre, quello che tutti sognano di rivedere, facciamo e ritorniamo al 64esimo di Cosenza Sud Tirol 0-0 e domandiamoci chi ha fatto scoccare la scintilla per la vittoria del Cosenza. È stato il San Vito Marulla. Questo non vuol dire che si può avere sempre tutto nella vita, però le due componenti si devono saldare e soprattutto il Cosenza deve giocare una grande gara perché all'Arma Bianca ha bisogno di una vittoria. E allora abbiamo finito, siete tutti d'accordo su quello che ha detto Alessandro Russo. Io ringrazio il collega Alessandro della Gazzetta dello Sport, il presidente delle Arrende, buona serata. Bocca al lupo e ad Maiora per il futuro. Noi saremo comunque presenti venerdì sera alle 20:30 a Lorenzano perché vogliamo renderci conto in prima persona di quello che è questo 3-4-3 da una parte e il 3-4-3 dall'altra, perché poi giocheranno in maniera speculare sia il Rende di Modesto che il Catanzaro di Gaetano Auteri. E grazie a mister Gianluca Gagliardi che speriamo di avere con noi. Grazie a tutti, arrivederci. È tutto da Teleuropa Network da parte di Franco Segreto Replay. Noi ci vedremo come al solito lunedì prossimo 24 di settembre, sempre alle ore 15. Grazie, arrivederci. Cerca Teleuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.